Una città vestita a festa per quest'estate ioppolese che oggi celebra questa Sagra del Melone, un appuntamento ormai atteso e importante. Sì, questa sera diamo il via finalmente a questa bellissima sagra, è la 19ª sagra che si svolge a Ioppolo Giancaxio, questa sera sempre con il tipico re nostro è il melone giallo della nostra tavola, il prodotto tipico di Ioppolo Giancaxio, e con l'assaggio del melone questa sera si apre anche vari stand con altri assaggi, il risotto al melone giallo, le arancinette alla crema di melone con i pistilli di zafferano e la granellina di pistacchio, e poi segue anche lo stand della Casa del Dolce, come vedete, con i cannoli di ricotta e i canditi di melone giallo, e alla fine un bicchiere di vino e si conclude con la fetta di melone, il re della nostra tavola. Tutto procede per il meglio, abbiamo Ioppolo in festa, animata per le vie del paese del gruppo folcloristico della città di Girgenti e anche con il gruppo Style che animerà tutta la serata. È comunque un appuntamento che richiama gente che viene anche dall'Interland e turisti. Sì, tantissimi, aspettano la sagra puntualmente ogni anno, sia i paesi limitrofi ma anche fuori, e noi stiamo puntando quest'anno a fare la sagra con alta qualità, con la presenza infatti dello chef di Rosario Matina e tutta la sua equipe con 8 chef che prepareranno questi prelibati piatti. Punteremo e ce lo augureremo e ce la metteremo tutta come amministrazione con la collaborazione della nostra cittadinanza a far sì che la nostra sagra possa fare un salto di qualità, soprattutto per il prossimo anno che compierà il 20° anno. Noi ce l'auguriamo con tutto il cuore. Uno chef d'eccezione per un prodotto straordinario, che cosa si può creare in cucina con il melone? Il melone è un ortaggio che veramente si possono fare tantissime cose, va valorizzato in 1000 modi. Noi quest'anno abbiamo innovato e rinnovato il menù che ha caratterizzato questa sagra negli scorsi anni, rendendolo gourmet in maniera siciliana, perché abbiamo rispettato tutto quello che è l'enorme bagaglio di enogastronomia che abbiamo in questo territorio, e l'abbiamo messo assieme a tutti i nostri prodotti e devo dire che è uscito qualcosa veramente eccezionale. Abbiamo accoppiato, che dire, il cannolo siciliano, la nostra ricotta fresca al melone, che è una cosa inconsueta, abbiamo fatto gli testi sperimentali e devo dire che è veramente una goduria, avete modo di poterla assaggiare. Il risotto quest'anno l'abbiamo accoppiato alla mortadella, a Ioppolo c'è una grande cultura del maiale invernale e comunque abbiamo voluto dare questo tocco del maiale nel periodo estivo in modo che anche i tanti immigranti possono mangiarlo. Naturalmente al melone, il pistacchio della Valle del Platani, il nostro pomodoro che io lo metto ovunque vado, me lo porto sempre con me, e diciamo anche questo degli accostamenti, lo zafferano che lo uso tantissimo, ma qua proprio questo di Ioppolo è uno zafferano rosso fuoco che veramente oltre al suo colore ha un gusto inconfondibile nel mondo, non solo qua. E dunque abbiamo fatto anche un altro piatto dello street food siciliano e sempre agrigentino, abbiamo accoppiato il tonno affumicato del mare, dei pesci nostri agrigentini al melone. Dunque abbiamo sposato il melone a nostri prodotti agroalimentari che meritano davvero di andare fuori da questa terra. Chef, sono degli elementi certamente innovativi quelli dei quali ci sta parlando, e come
come riuscite a bilanciarli in maniera tale da non stridere comunque un tonno con un gusto di melone giallo? Sì, gli abbinamenti non sono causali, abbiamo fatto queste cose, l'affumicato del tonno l'abbiamo unito alla dolcezza del melone, la piccola salatura, il punto di sapidità e la dolcezza, esce fuori un odore o un gusto inconfondibile. Quest'anno ci siamo complicati anche la vita con il risotto, lo monteremo tutto a vista, penso di arrivare a 1750 piatti di riso, è una mission molto importante, la gente si aspettava che comunque di fare questo riso mantecato, sarà il riso mantecato, però ci saranno 5 passaggi dopo per renderlo, per completarlo, per cui non è un courbouillon, non è un indruglio, ma tanti sapori distaccati che si uniscono, che alla fine comunque avranno un unico scopo, è quello di esaltare il gusto del melone e rendere il riso un risotto veramente da altissimo livello. Sindaco, una sagra del melone giallo quest'anno che all'insegna di una accresciuta qualità e una proposta anche molto innovativa. Eh sì, questa 19ª sagra la stiamo aprendo stasera e effettivamente abbiamo voluto dare un'impronta del tutto diversa rispetto agli altri anni, con una qualità diversa sia nel cibo sia in tutto quello che è diciamo, la coreografia che accompagna tutta l'estate ioppolese. Abbiamo la fortuna, io devo dire, di avere qua l'amico che è un grandissimo amico che conosco da tanti e tanti anni e che ha voluto mettersi a disposizione e che ci seguirà, questo lo posso dire, vi posso permettere di dirlo, ci seguirà in tutti questi 5 anni per cercare di portarla non solo più ormai una sagra a livello provinciale ma una sagra a livello regionale. Ma tra l'altro lo chef Mattina ci parlava anche di una serie di piatti molto particolari che sono stati realizzati, ma potrebbe diventare Joppolo la capitale della gastronomia per ciò che riguarda il melone in Sicilia? E perché no? Questo è il nostro obiettivo è proprio far crescere sempre questo piccolo paese che ormai sta diventando il punto del riferimento della provincia, lo vogliamo far diventare proprio un'ambizione che abbiamo di farlo diventare il punto di riferimento anche per la gastronomia, il punto di riferimento a livello regionale. Ci lavoreremo, abbiamo 5 anni davanti, ho Rosario al mio fianco e quindi credo che ci possiamo riuscire sicuramente. Ciao Sandra. Lei ha governato questo comune per diversi anni, quindi ha visto questa sagra del melone comunque crescere. Che giudizio ne dà a questo punto dove è arrivata? È sempre una bella manifestazione, non può mancare a Joppolo, noi l'abbiamo continuata perché
è stata iniziata con l'amministrazione Infantino, poi noi l'abbiamo continuata per 10 anni, per 5 anni anche l'amministrazione Portella ha continuato e ancora ora continua ancora. È una bella manifestazione, non può mancare a Joppolo, è il fiore all'occhiello dell'estate joppolese e vedo che ogni anno si migliora sempre di più, vedo che c'è tanto afflusso di gente e questo mi fa enormemente piacere. Fai il cameriere, l'assicuratore, campione del mondo, la baby pensione, il ricco di famiglia, l'eroe nazionale, poi il sotto di quartiere, il rottamatore, perché lo fai? E fai il candidato, poi fai l'esodato, qualche volta fai il ladro, o fai il derubato, e fai opposizione, e fai il duro e puro, e fai il figlio d'arte, la blogger di moda. Perché lo fai? Perché non te ne vai? Una vita in vacanza, una vecchia che va, niente nuovo che avanza, ma tutta la banda che suona e che canta, per un mondo diverso, libertà e tempo perso, nessuno che rompe i coglioni. Fortunato Alfeo è presente a Joppolo con una mostra. Fortunato Alfeo è uno scultore di fama, un pittore. Intanto parliamo delle sculture. Quali sculture ha portato qua e un po' il senso, il messaggio di queste sculture? Io sono, come ho sempre detto nelle mie interviste, sono scultore autodidatta, tanto per cominciare. Non sono mai stato, come dico qua in una mia intervista che è stata fatta da molto tempo fa, io sono uno di quelli che riesce a leggere nella materia, che è viva e vive da sempre. Sono soltanto un artista che ama guardarla, ammirarla, aiutarla a nascere e crescere nel tempo, per poi lasciarla per sempre e per l'eternità. Le opere parlano da sole. Quali materiali utilizza? I materiali, qualsiasi materiale, non che sia un blocco, ma deve essere già, la natura deve prima crearla e poi la spappolo fuori da là. Esempio una pietra, vedo una pietra che ha una forma e io da quella forma continuo a lavorare e la tiro fuori. La caratteristica principale mia è quella di riuscire a creare opere bifrontali. Facciamo un esempio, ho fatto questo qui che è un gufo, lo guardiamo dall'altro lato, un lato è questo, l'altro lato è questo. Anche quello lì abbiamo la coppia più bella del mondo. Qualcuno mi dice, ma come la coppia più bella del mondo c'è un pezzo? Questo lato è la donna, qui c'è l'uomo. Anche questo è ancora grezzo, deve essere completato. L'ho portato per far vedere che è fatto manualmente, non c'è nessun macchinario qui, da come mi viene per... Anche questo ha due forme. E poi sono un amante dei gufi. E il pezzo forte che ho voluto portare qua è il Minotauro. Il Minotauro, sappiamo la storia del Minotauro, di quello che dice. E poi sono uscito a tirare fuori pure l'aquila in un nido. Diciamo che nascono, me lo dicono loro quello che devo fare io, non sono io a creare l'opera che mi dice creami. E questo è l'artista Fortunato Alfeo. Poi aggiungo altro, sono anche poeta, recito, ho fatto teatro, non recito poesie, ma monologhi. Monologhi mi hanno azzeccato lì a Favara il poeta Strappalacrime, perché faccio sempre piangere. Faccio piangere non come perché recito male, piangere nelle emozioni che riesco a esternare nel mio recitare. Grazie Fortunato Alfeo e buon lavoro, buona fortuna per la sua attività. Nessuno che dice se sbagli, se fuori, se fuori, se fuori, se fuori, se fuori. E fai l'estetista, e fai laureato,
e fai il caso umano, il pubblico studio, fai il cuoco stellato e fai l'influencer e fai il cantautore, ma fai soldi col poker, perché non lo fai? E fai l'analista di calciomercato, il bionicoltore, il toy boy, il santone, il motivatore, il demotivato, la risorsa umana, il disoccupato. Perché lo fai? Perché non te ne vai? Una vita in vacanza, una vecchia che va, niente nuovo che avanza, ma tutta la banda che suona e che canta per un mondo diverso, libertà e tempo perso e nessuno che rompe coglioni, nessuno che dice se sbagli sei fuori, sei fuori, sei fuori, sei fuori, sei fuori, vivere per lavorare o lavorare. La capra giurgintana con il suo prodotto, il suo latte, diventa una eccellenza del nostro territorio al punto tale da comunque attirare il turismo esperienziale. Assolutamente sì, è un animale che va difeso e va tutelato e quindi di conseguenza noi con l'azienda, io e mia moglie, abbiamo cercato di creare un percorso che riguarda non solo l'antico mestiere del pastore ma appunto la difesa di questo animale, perché ricordo che dal 2000 è un presidio slow food, quindi gli animali sono tutela e patrimonio della fauna del Mediterraneo, tant'è che con il presidio abbiamo creato un paddock proprio sulla via sacra dei templi, è possibile assistere, il primo incontro che i turisti hanno è proprio sotto il Tempio della Concordia. Dopodiché noi come azienda abbiamo voluto creare questo percorso, quindi con noi dal pascolo alla mungitura, alla lavorazione del formaggio e alla degustazione dei formaggi e dei prodotti tipici del nostro territorio, che ripercorrendo sempre le antiche tradizioni si passa dalla cipolla paglina al nostro formaggio, al pomodoro pachino, insomma una carrellata dei cibi che ci fanno forte e che ci fanno conoscere anche all'estero. Vengono apprezzati tanto dai turisti. Assolutamente sì, alcune volte con mia moglie poi finisce che l'esperienza che abbiamo vissuto non so se è più quella che abbiamo noi donato o quella che abbiamo noi ricevuto, perché diventa proprio un ambiente familiare, un ambiente amichevole. Parliamo un poco di qualche formaggio, quale particolarità hanno? Ce ne illustri qualcuno? Allora, qui abbiamo, parliamo di quelli che abbiamo sul tavolo, abbiamo un primo sale che noi chiamiamo tumazzo, che è il formaggio della nostra tradizione e lo chiamiamo tumazzo per ricordare che la lavorazione avviene secondo il sistema tradizionale, la stufatura per immersione nel siro della ricotta. Mentre il secondo formaggio che abbiamo è un fiocco di neve e quello è un formaggio che somiglia un po', si avvicina un po' più alla tradizione francese, dei formaggi francesi, un formaggio muffettato con il penicillium maturo, quindi con un gusto caprino molto più intenso. Nell'ambito delle manifestazioni dell'estate ioppolese 2018, caratterizzata da un gelo di ombrelli installati nella locale piazza, si è svolto l'evento Show Cooking Masterclass Chef Sapore al melone, iniziativa tendente a valorizzare sempre di più gli abbinamenti del melone giallo a pietanze e prelibatezze culinarie, con il coinvolgimento di altri cuochi siciliani, coordinata dallo chef Rosario Matina, che quest'anno è stato scelto dal primo cittadino di Joppolo Giuseppe Portella a collaborare alla buona riuscita della sagra del melone giallo che si è svolta lo scorso 4 agosto. Qui ci saranno vari chef. Questa sera finalmente possiamo fare questa bellissima serata con tanti chef per poter continuare quella che era la sagra del melone giallo, quindi ci saranno tutti questi chef che faranno delle degustazioni con il melone giallo, che è il nostro prodotto su cui Joppolo sta cercando di investire e di portare in tutte le tavole d'Italia. Conferma delle
offerta gastronomica che abbiamo quest'anno fatto all'interno della sagra per melone è veramente tutto pronto per questo Shokuken di altissima qualità, sapori al melone. Grazie va principal modo all'amministrazione comunale che fortemente ha voluto questo evento, ma un veramente grazie di cuore ai tanti professionisti che sono venuti veramente da tutta la Sicilia per onorare questo evento veramente particolare. Il melone di Ioppolo Giancaxio e la sua grandissima qualità sarà da cornice a tutti i piatti che prepareranno gli chef Salvatore Gambuzza, Antonio Di Caro, Vera Monreale, Leonardo Massaro e Giuseppe Sparacello. Sarà veramente qualcosa di interessante, sono contento il sottoscritto Rosario Matina che sarà anche sul palco con un mio piatto inedito e devo dire che siamo veramente contenti di essere qua. Quest'anno è stata una sagra veramente bella e innovativa e speriamo con gli anni vogliamo crescere e rinnovarci sempre ogni anno. Passiamo la serata a Ioppolo con piacere dell'organizzazione che c'è e l'iniziativa che ha avuto Rosario Matina chiaramente dietro la disposizione del sindaco di questo paese, che fanno bene a fare queste cose. Noi siamo qua con gli amici, con il signor Pietro Latorre e Sergio Sinagra di giuria, ma dobbiamo solamente giudicare l'accoppiamento del melone con altri ingredienti e giudicare se vanno bene o no. Io sono sicuro che andranno bene e che sarà sicuramente una cosa buona. E sono qua a passare questa serata indimenticabile e particolare con tutti i grandi colleghi e grandi chef. Sarà sicuramente una serata meravigliosa e in allegria e in tanta compagnia. Grazie per questo invito e spero che potremmo dare qualche cosa di nuovo in questo mondo con dei piatti particolari. Grazie tantissimo. Io sono stato invitato qui in questa bellissima, splendida cornice del gialletto di Ioppolo, il melone, così Rosario Matina, l'organizzazione che parte da lui con altri sponsor hanno cercato di mettere il melone nella cucina e nella pasticceria e ne sono convinto che questi sapori, profumi del nostro territorio agrigantino ci sarà di buon auspicio nelle nostre tavole. Continueremo con la distribuzione dei cannoli guarniti con il melone e la ricotta al melone giallo. Il re della nostra tavola continua perché è proprio il nostro prodotto della nostra terra di Ioppolo. Questa sera proseguirà anche la serata con l'assaggio delle fette del melone giallo alla nostra popolazione. Chi vuole partecipare lo aspettiamo a Ioppolo.